Oggi, 4 febbraio, è la giornata mondiale contro il cancro. Il Veneto possiede un registro tumori unico per il numero delle persone censite e questo permette di mettere in atto strategie di prevenzione e di terapia oncologica. Nel 2022 sono stati diagnosticati 33.580 tumori che rappresentano altrettante sfide per la sanità e battaglie personali per i pazienti, ha spiegato il presidente della Regione Veneto Zaia. Un modello sanitario, quello del Veneto, forte dell'attività dello IOV e di tutta la rete oncologica veneta, del successo delle campagne di screening mirate alla prevenzione, del registro tumori, primo a livello nazionale a cui è stata riconosciuta la certificazione di qualità ISO 9001-2015, del livello della ricerca raggiunta nelle università venete anche con importanti collaborazioni internazionali e degli importanti investimenti in tecnologia diagnostica e terapeutica. I cittadini devono sapere che davanti a un tumore non vengono lasciati da soli. Grazie al registro tumori del Veneto si hanno tutti i numeri utili per avere sott'occhio la situazione. 33.580 nuovi casi di tumori, nelle donne 15.682 casi totali, il tumore più frequente in tutte le fasce d'età è quello al seno, negli uomini 17.898 casi totali, quello con maggiore incidenza è quello alla prostata. L'incidenza dagli inizi degli anni 2000 è in riduzione nella popolazione maschile, più o meno stabile in quella femminile. La diminuzione del numero di fumatori ha portato a una conseguente diminuzione del cancro ai polmoni, solo però per la popolazione maschile. I decessi causati da una neoplasia sono in diminuzione, la causa prevalente è il tumore ai polmoni, seguito dal tumore colorettale. Come ci ricorda il consigliere regionale Dolfin, sono stati recentemente aggiornati i dati di incidenza dei tumori nella popolazione residente nei 23 comuni di alto-medio impatto di contaminazione FAS, circa 130.000 soggetti. L'aggiornamento conferma quanto già documentato nel 2019. Nella popolazione maschile l'incidenza di tutti i tumori è stata simile a quella regionale. Nel sesso femminile il numero dei tumori è risultato minore di quello della popolazione regionale non esposta.